Sotto la 13ª casella del calendario dell'avvento c'è un nuovo turno del secondo campionato nazionale di calcio a 5. Buon pomeriggio amici del grande futsal da Enrico Longo. Questa è LDFC Mestre Fenice, la 12ª giornata del girone A di Serie A2 Elite. Giù il gettone, divertiamoci con il primo possesso dell'LDFC che attacca da sinistra verso destra. Della bandierina che nel futsal naturalmente non c'è. Oane apre per Sandri! Avversario, il vice capitano dei padroni di casa. Adesso ci prova Mazzon che se ne va via. Ancora Mazzon! Punto della battuta, serie di blocchi. Però poi si torna indietro da Lamberti che prova conclusione, prova a concludere. C'è una deviazione di petto, molto probabilmente. O forse no. Stanno abbracciando tutti Enrico Lamberti. Nico Sandri dice l'ho toccata forse io. LDFC in vantaggio, 16-20 ancora da giocare. 1-0 al Palasport di Caramagna Piemonte. La 12ª giornata del campionato di Serie A2 Elite. Cullani da fuori con la punta di ganci, palla scodellata per Sandri che si coordina per la formazione che in questo momento si trova sotto nel punteggio, ma pienamente in partita dal punto di vista mentale. Ruzzene ancora, va da Moscoso, pasticcia Lamberti e pareggia subito il Mestre Fenice. Lo fa con Cranci Moscoso e 1-1. Ha segnato per il Mestre Fenice col numero 4. Rischia Crescenzo col tacco per Vailati. Ruleta poi di Vailati che si rialza, la controlla ancora ma è più veloce di tutti. Oanea si pasticcia ancora per Crescenzo che la alza, un po' pigro qui il suggerimento. Dos Santos, c'è spazio per Sorbo che la mette sotto la traversa, riporta in vantaggio l'LDFC Francesco Sorbo e 2-1. Bebetigno che dà sempre l'impressione di creare qualcosa di buono. Detto fatto, la reazione del Mestre Fenice è subito arrivata con il gol del 2-2. Ancora Lorenzo Cullani per Mazzon. Si lotta su ogni pallone, Cullani va da Mazzon. Dos Santos in buca per Cerbone, prova a girarsi l'11 che poi conclude col mancino. Para, attento sul proprio palo, Diodoardo. Ruzzene, diagonale, ha capito tutto ancora Sorbo che poi arriva ancora sulle seconde palle. Giocatore di Sandri! Un'altra magia di una stagione stellare di Nicolo Sandri. E l'LDFC è ancora una volta, per la terza volta, in vantaggio e 3-2. Per valere tutta la fisicità. Bui nel frattempo è ritornato in campo. Para Lamberti davanti alla panchina dell'LD, serie di finte di Bui che conclude. Lamberti in due tempi, riesce a controllarla, mette in moto Cerbone che la nasconde su Bebetigno, poi va sul secondo palo da Rosano che prova ad intervenire. Lamberti va in profondità, in due tempi, Vailati, grandissima la giocata qui in una posizione del campo delicata. Ruzzene dall'altra parte, paratone in uscita di Lamberti, ancora Ruzzene, Bebetigno pareggia ancora il Mestre Fenice. Partita stupenda Caramagna Piemonte, 3-3 tra LDFC e Mestre Fenice, che ha propiziato il gol del 3-3. Mazzon con la punta per Ruzzene. Sandri, grande palla per Sorbo, quindi Rosano va ancora da Sorbo, ma che anticipo di Mazzon. Sul punto della battuta scava per Sandri che si coordina ancora una volta. Nicolò Sandri, immenso, il numero 6 dei padroni di casa gialloneri, e 4-3. Ha segnato per l'LDFC col numero 6. Poi il lato va da Sandri. Grande giocata di Cerbone che prende il palo interno, poi stava arrivando Anea. Legno colpito dall'LD, il Mestre Fenice dall'altra parte con Ruzzene. Gambe dei giocatori. Dos Santos per Sandri. Controllo orientato col petto, prova a superare poi Diodoardo. È arrivato anche Cerbone. La vuole congelare. Blocco offerto da Sorbo. Cerbone pisa per Sorbo, lo fa con Christian Javier Dos Santos. Ancora il brasiliano sterza ancora una volta, si accentra, conclude Diodoardo, ancora preciso da fuori Sandri. Un missile rasoterra, Dos Santos per Sandri. Tocco di fino nei pressi della linea avversaria. Gol
fondamentale per l'LD e soprattutto 20° centro stagionale per Niccolò Sandri e 5-3. Riesce anche a ripulirla, poi va in mezzo, non riesce a prenderla Lamberti, la palla che rimane sul rettangolo, la porta dall'altra parte Niccolò Sandri, a tu per tu con Diodoardo. Numero 21 va da Vailati, lasciato completamente solo, arriva una paratona di Enrico Lamberti che si è dovuto fermare nel corso della prima frazione. Bebetigno riesce ancora, gran giocata. Tra i due non riesce a passare con la serpentina, Sandri non riesce a passare a sua volta. Vailati poi ancora Sandri! Va da Daniele Cerbone! Assist di Niccolò Sandri, rete di Daniele Cerbone e 6-3. Ha segnato per l'LDFC con il numero 11. Bebetigno la raccoglie da una parte e va dall'altra, poi palla per Galliani. Da fuori Mazzon, supera la mediana, ancora Dos Santos, prova ad offrire per Sorbo, ha capito tutto Mazzon, situazioni 2 contro 1 con Vailati sul secondo palo che riceve con la croce a dirgli di no Lamberti. 1,57 da giocare, ultimi 2 giri di lancette, anticipo di Niccolò Sandri che poi ci prova direttamente dalla propria metà campo e dice è troppo facile, scrive il pokerissimo e 7-3 per l'LDFC. 1,30 ancora da giocare sul cronometro. Galliani per Mazzon che rimane così imbattuta a Caramagna Piemonte, continua a muovere la classifica in modo importante e decisivo, mentre invece si ferma la striscia positiva del Mestre Fenice dopo i 2 risultati vincenti con l'Olimpia Reggio Emilia. Suona la sirena in questo momento, si abbracciano i giocatori protagonisti di un altro grande sabato di futsal. Arriva la vittoria dell'LDFC sul Mestre Fenice per 7-3. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti, grazie per averci seguito e ai prossimi appuntamenti del grande futsal nazionale sul canale YouTube della divisione Calcio a 5.